sono Paolo Fernandez Pira, sono qui stasera grazie all'invito del Comune di Vitti e poi dopo faremo i ringraziamenti, ma intanto adesso voglio presentarvi un cortometraggio molto velocemente che è stato realizzato da noi in Argentina da un'associazione sarda alla quale appartengo ed è proprio una storia molto particolare perché è una storia di emigrazione di Tese in Argentina. I protagonisti che vedrete in questo cortometraggio sono Antonio Ruggiu e Rosalia Bocco, tutti e due di Vitti. Quindi adesso vedremo il cortometraggio e poi vedremo un piccolo saluto di tutti gli immigrati vittesi in Argentina. Lucia, vuoi accogliere Salvatore come tuo sposo nel Signore? Sì. Giorgio, vuoi accogliere Lucia come tua sposa nel Signore in rappresentazione di tuo fratello Salvatore? Sì. Signor, onnipotente e misericordioso, confermi il consenso che avete manifestato. L'uomo non deve separare ciò che Dio unisce.
Pizza mia, Lucia, in Argentina di Caldas, per incontrare l'amore prodotto la vita tua a Salvatore. Però, questa terra salda lassas, ti cangas, volente, olente, come una colomba, candida e bianca, atravesando esos montes, atravesando esos mares. Pero solo abamudó con lágrima lulasa. Ora la tua famiglia è in Argentina, con Salvatore. Cioè, guardami, mio marito è morto, io sono rimasta sola. Qui siamo poveri, non c'è lavoro. Ecco la mia camicia da notte. Dai, prendila. È arrivata la macchina. Prendi. Dejémoslo solo. Debe estar cansada. Ya vamos a tener tiempo de visitarnos. Hasta mañana. Grazie. Tutto questo non
poteva accadere nella nostra terra? Riusciranno a amarti? Per tutta la vita. Che c'è? Devo dirti una cosa. Sono incinta. Cari mamma e sorelle, vi ricordo sempre. Ho tanti ricordi del nostro paese, sento la nostalgia del sole mediterraneo. Salvatore è un uomo buono. Ho una bella notizia. Sono incinta. Salvatore dice che sarà maschio, ma io invece ho una intuizione. Stiamo pensando come chiamarlo. Spero ricevere vostre notizie. Pace a tutti, Lucia. Ah, che bella notizia! Che bella, che bella! Solita gris de ausencia con el balón de penas viejas escondidas en la sombra del fin. Allora, sono le due facce dell'emigrazione, come hanno fatto vedere anche i ragazzi con lo spettacolo, che è stato bellissimo. E la faccia triste dell'emigrazione, di dover lasciare la propria terra. Scusate, di dover lasciare la propria terra, in questo caso il caso di un matrimonio per procura, che è molto, molto comune, diciamo, negli anni del dopoguerra, quando partiva l'immigrato e poi doveva partire la fidanzata, ma prima si dovevano sposare, quindi non poteva arrivare la ragazza senza che loro fossero sposati, per cui abbiamo creato questa storia del matrimonio per procura
ha fatto parte di un concorso bandito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 2011, il concorso su storie di emigrazione sarda, e quindi siamo riusciti a partecipare con questo cortometraggio. Adesso vedremo i saluti di tanti vittesi che abitano nella città di San Isidro e dintorni, nella provincia di Buenos Aires. Come voi sapete, il circolo Radici Sarde c'ha un altissimo percentuale di vittesi, praticamente il 70-80% siamo discendenti di vittesi. Quindi vi lascio adesso con i saluti. Mi presento, io sono Ana Maria Ruiu, segretaria del Circolo Raíces Sardas di San Isidro, dove il consiglio direttivo è la più parte integrante del discendente di Vitesse. Sono la figlia di Antonio Ruiu, del Neto, di questa famiglia di Muro il Pico, sono figlia di Rosalia Ruiu, Rosalia Bocco, scusate, di Sofia Cadina. Vi faccio complimento a tutti i vitessi per questa attività che stanno svolgendo per il turismo delle radici, che fanno conoscere la bellezza dei viti. Però volevo dirvi che mio babbo, Toneldu, ha collaborato moltissimo con questo libro che stanno presentando in questo momento di Salvatore Sanna, Batori, perché mio babbo aveva nella memoria tutti i paesani dei viti, non si dimentica di nessuno. Si riunivano in casa per scrivere e mio babbo diceva, per esempio, Batori, Bustiano Mannu si è sposato con Maddalena Conti, o gli diceva no Battore, questo è quello che abitava vicino alla stradone, o questa ragazza era questa di Spiro Flombo, vicino alla Fontana. In memoria dei miei genitori vi saluto a tutti i vitessi, e soprattutto a mia famiglia, a miei cugini e ai suoi figli, che mi hanno accolto con tanto calore, con tanto amore quando sono lì andata a Sardegna. Vi saluto a tutti, porto sempre Sardegna nel cuore e vi presento alla mia famiglia di Argentina. Saluto a tutti. Buona Vitti, tanti auguri. Io sono Lili, la figlia di Battore Salvador Sanna, un hombre que nunca se ha olvidado del lugar donde nació y lo vemos reflejado en todo lo que escribió sobre el pueblo tan hermoso con el que me ha contado durante toda mi vida. Tanti auguri, saluti a tutti. Buonasera, io sono figlio di Siriaco Merida. Me llamo Juan Merida. 94 años. 94 años. Un gran saludo a tutti quanti in Sardegna. Carissimi, come state? Mi presento, sono Cecilia Merida, la nipote di Siriaco Merida, che è nato a Viti tanti tempi fa, che ha fatto il contadino. Bene, sono rimasti nei miei pensieri sempre le sue parole, che parlava con tanto affetto e anche molta nostalgia della sua terra natale. Bene, mi caro messaggio prima è ringraziare a Raíces Sardas per poter fare questo messaggio. Bene, il progetto di questo libro è fantastico, complimenti per questo. Ebbene, vi do un saluto con molto affetto
alla mia famiglia, ai miei amici. Ciao ciao, grazie. Buenos días a todos, Viti. Yo soy Franco Carcetta. Pina Carcetta. Alejandro. Somos hijos de Francesco Chiquino Carcetta y Francisca Bocco. Les mandamos un beso muy, muy grande a todo el pueblo de Viti. Y acá está nuestra familia. Vamos, forza Viti. Auguri. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Claudia Chirra, figlia di Virgilio Chirra. Voglio inviare un grande saluto a tutti i vitessi e specialmente alla mia famiglia, cugini e cugine, sperando di rivederci presto. Vi mando un grande saluto, siamo sempre vicini nel cuore, quindi immenso svidere, a presto. Ciao. Ciao a tutti, sono Marilena Sanna, figlia di Pietro Sanna, di Frascheddu, e sono la nipote di Salvatore. È un molto piacere il riconoscimento che stanno facendo con il zio Salvatore. E bene, saluti a tutta la famiglia sarda di Viti. Ciao, ci vediamo presto. È difficile continuare. Ovviamente molti di voi conoscete a tutti quelli che hanno mandato i saluti, e intanto io adesso voglio fare il ringraziamento a tutto il comune di Vitti e al sindaco Giuseppe Ciccolini, e in questo momento rappresentato dal consigliere delegato alla cultura Mario Sanna, e alla responsabile del servizio socioculturale Lucia Palmas, che hanno organizzato la mia presenza e hanno organizzato questa attività, questa bellissima attività che non dimenticherò mai. Io ero già stato a Vitti, la città di nascita di mio nonno, però essere in questo contesto veramente, dopo tanti anni che non venivo qui a Vitti, è veramente motivo di molto orgoglio per me. E voglio ringraziare anche a Vizzi TV tramite Bustiano Compostu, perché è stato presente sia ieri al comune di Vitti, dove mi hanno consegnato l'atto di nascita di mio nonno e tutta la storia del genealogico della mia famiglia. E voglio ringraziare tutto il pubblico presente, tra cui i miei cugini in secondo grado, Giorgio, Lucrezia, Lina ed Antonella Pira, che sono anche qui con noi. Voglio ringraziare alla cooperativa Istelai, che ha curato anche la mia visita e mi ha accompagnato in questi giorni in tutti questi fantastici luoghi di Vitti, e sono molto contento per quello. All'associazione Sinnos, di cui è presente qua anche Diego Asproni, perché anche loro lavorano sempre nella diffusione, nella promozione di Vitti e nella memoria di Michelangelo Pia. Allora, un secondo solo. I saluti sono stati già fatti, tutte queste famiglie di vittesi che ci siamo in Argentina. Il cortometraggio che avete visto, come vi ho spiegato prima, lo abbiamo organizzato insieme all'associazione Radici Sarde, e in questo momento soltanto per dare un riconoscimento a Mario Sanna e a Lucia Palmas,
Solo un piccolo attestato di ringraziamento da parte del circolo, che ce l'ho qua, quindi Mario, per favore. Grazie mille, grazie mille. Allora, El Círculo Ítalo-Argentino, Raíces Sardas, BS Buenos Aires, de San Isidro, saluta affettuosamente tutti i vitesi e ringrazia per il lavoro svolto in questo importante scambio culturale al consigliere delegato alla cultura Mario Sanna. Nell'ambito del progetto Turismo delle Radici, che privilegia e diffonde la ricchezza delle radici, le tradizioni e la cultura sarda di Bitti. Grazie. Lo stesso per Lucia, grazie mille. Naturalmente c'è tanto lavoro dietro questi eventi, anche solo per cercare di portare Pablo qui. È stato veramente faticoso anche solo poter, diciamo così, trovare la giusta coincidenza con i trasporti. Che dire Pablo, è stato veramente un piacere averti con noi, seppur per pochi giorni. Sono stati 2 giorni veramente emozionanti. Ieri ti abbiamo accolto ufficialmente nella casa comunale. Oggi abbiamo voluto omaggiare il tuo arrivo, la tua storia e la storia di tutti tramite la rappresentazione teatrale dei nostri amici dell'Accademia Nugoresa, a cui faccio tanti complimenti per essere sia la musica sia la sono veramente storie, diciamo così, molto emozionanti quelle che abbiamo rivissuto oggi. È stato emozionante soprattutto vedere i discendenti dei Bitesi salutare tutti noi, ripercorrere i nomi originari e i soprannomi, no? In cui tanti Bitesi si riconoscono sicuramente. E quindi che dire Pablo, ti salutiamo, sarai il nostro delegato per portare i saluti da parte della comunità bitese ai nostri amici bitesi in Argentina e a tutti i sardi presenti nell'associazione. Grazie ancora. Questo è il nostro omaggio per voi, sono dei libri, Lucia, giusto? Libri, vedo qui delle opere di terra pintata e tanti libri della tradizione sarda e vitese. Grazie ancora. Grazie. Scusa. Sì, Diego mi vuole lasciare. Ovviamente questo farà parte diciamo, di tutti i regali del Circolo Radici Sarde e li leggeremo con molta attenzione e molto affetto. Vuoi dire alcune parole? Sì, poche parole. A nome dell'Associazione Culturale Sinnoso doniamo al Circolo Raíces Sardas di Buenos Aires 4 storie, 4 rappresentazioni teatrali costruite in 4 estati diverse con i giovani del nostro paese. La prima sono 2 copie della rappresentazione teatrale, Momento Cambio Lia può essere americano, dedicata appunto alla storia degli immigrati vitesi in Argentina, e siamo partiti dal libro di Battoliano. E lì è tutto un racconto con 12 giovani di Bitti che dall'età della scuola media fino ai primi anni dell'università hanno lavorato con noi per costruire un racconto che parlasse della immigrazione dei vitesi in Argentina. Gli altri racconti sono uno che parla della prima guerra mondiale, partendo dal diario di Giovanni Battista Mameli, Badea, medaglia d'argento al valore militare,
e della sua prigionia nel fronte orientale prima e poi nel fronte occidentale. L'altro racconto Rebellia dimenticata sul tempo di Salmanoso, che parla di due avvenimenti accaduti a Biti, uno nel 1916, un grave incendio e la lotta contro il fuoco nel 1916, e l'altro è un fatto accaduto nel 1920, una rivolta, quando il mulino che serviva a macinare il grano venne chiuso. E infine l'ultima rappresentazione teatrale, sempre costruita assieme ai giovani con la guida di noi adulti dell'associazione Sinnos, dedicato a Salma Sayasa, alle contadine, ed è in pratica ambientato nella piazza di Dure durante l'inaugurazione di un monumento dedicato al lavoro delle contadine. Ecco, ci fa molto piacere che questo nostro dono faccia parte del vostro circolo Raíces Sardas. Per noi è un grande onore. Ecco. Grazie. Solo per favore, mi stavo dimenticando che sono due libri anche del circolo. Scusate. Allora, durante la pandemia, grazie Diego, durante la pandemia, come voi sapete, non si potevano fare molte attività. Il nostro circolo Radici Sarde ha creato un libro fotografico che racconta, si chiama Da San Isidro guardando la Sardegna, e diciamo con ovviamente una mostra di tutte le tradizioni sarde per valorizzare la Sardegna in Argentina, e con tutto l'operato del circolo Radici Sarde, che proprio quest'anno fa il 25 anniversario. Quindi colgo l'occasione anche, Mario, per consegnarti questo libro, e anche a Lucia, e a nome del circolo Radici Sarde. Allora, io adesso, prima di concludere, vorrei chiamare qui zio Daniele, perché ieri sera ho ricevuto da lui una chiamata che mi chiedeva a che ora si svolgesse stasera la rappresentazione teatrale, perché ci teneva tanto a raccontare la sua esperienza. Daniele Cosello è lo storico leader dei Tenores di Biti, che ha visitato l'Argentina per ben 2 volte con il gruppo, e ha avuto anche tanti zii che sono emigrati in Argentina, per cui vorrei rendere la sua testimonianza e salutarli. Ti presento zio Daniele, Pablo. Zio Daniele, posponete il proprio aghe, caposo riprendete possiamo. Mario, scusa, ha messo. Sono una corralata. Hanno fatto combinato e ai dare sardo. Questa fotografia scazza il visto come io lo sapo con notos tutto, ma non solamente con notos. Io mi ammento quando tornai di Ruiu è spartito in Argentina che in Bostia Romano. Ha conosciuto a Bostia Romano? Sì. Oh.
Quindi m'ammento di Rosolia, chissà canta scantata arbapoato, chissà Ianna di Domusua, ma non solamente Rosalia, ma finalmente Francisca, che Francisca, ite calcolata, Francisca poco, e calcolata come una delle spessine più belle di vissi. Allora, Bustiano Ruiu si è scogliato che Maddalena Conto, sempre per procura, come Tonnetto Ruiu si è scogliato per Rosolia in procura. M'ammento quando sono partitos, che i suoi pinati sono partitos, i suoi primi anni adesso 1950. E io ho detto 8 anni, ma che in Bustiano Manno, o i suoi pinati. Come i suoi chinato che in Batulliano e compare Prito e Braschetto. In compare Prito abbiamo un anno di differenza, Bustiano invece minghia de cannos. Tonnetto si è sempre scusato che Rosolia Bocco, e quindi mi ammento veramente che lo sapo con noto so canno ini partine. Ma io che gli arrivare a una riunione, siete che mi sono andato io a cantare e a muscolato, sardiesi in pare che in tutto custos. Commente veramente proschiatelo, io che io hackere una riunione e signor meus frates de babbo, capisci? Frates de babbo vinna partito Kimbe in Argentina, su quale chi uno i se capreteri Preto Cosello su babbo de Enea. Sosateros ini pastores e massaios. Isnaraiana. Uno sul primo Preto Cosello, 1875. Poi seguiata Minichedo Cosello, chi può narrare chi è i puste, può narrare chi ti Zoccolo e Franco Tuccuni. E Tresse, Beniamino, Bustiano e Micheli, Custoso Kimbe, sono partiti su quale chi ha sappato diritto travaglio che a sostempo hanno aperto queste immigrazioni e quindi sono travaglioso insicuri. Questo sono partito sul 1909 e sul 1909 e 1970. Salamosa, Montapoli. Questo finché sono piazzato 13 a Tambilli, mentre che Preto Cosello si è distaccato, insieme a Minichedo, si è distaccato, che isse aiata diretto piccato travaglio
come Mastro Irridi, hai peccato travaglio di errare muloso e cardoso. Ronca abbassare da esas montañas s'apreta chi se caíana, però anche sos impretatos. Si peste carchi tassareavami a che piacere, cortesemente. Quindi, questo si è travagliato con tranquillità. Scoppia sta guerra in Italia, vinnichi de che 8. S'Argentina non fitti belligerante, ma è alleata che si taglia. Quindi hanno fatto un patto tra governo e chiudere sos travaglios chi vi travagliano sos italianos. O lo fate rientrare. Grazie. Sì, mi lamentenza, grazie. Quindi che in questa legge che sta arrivata, già che stoncare sul travaglio su italiano, tu sono giratos, ma siccome chi ti a girare, noi scriviamo una data di etate, non so, veramente a 30 anni o a 35, per andare su fronte. Ma questo che sono girato sempre un anno e quindi itti a girare a viaggio gratis. Sono state lo stress che sono rimasto, si sono assappato che ne travaglio. Non lo spiegai a nessuno a travagliare. E tanto si buscavano travaglio in privato per poter scampare. Ma veramente sono stato bardamerisi in ove che ora iano i tellas e non se ne avvisa a nessuno che salvacre bisogno a missas a migliaia, no? E quindi quindi questo se ne sono girato e quando sono arrestato. Questo stress. Con Antonio Ruiu, poi andiamo sotto innanzi. Antonio Ruiu, una via che è nato su come si chiama, sul responsabile del suo travaglio della regione, assessore al lavoro e sta nato in Argentina. In Argentina ha fatto tutto quanto visitas anche a destra e poi a Savine a fare Savinale, perché Savinale i tecchirites come dai Sardegna e tanno. Chi è ha dimannato libros, chi è ha dimannato poesia, Tonnedo, che sta ricato, che io prefero che i sostenori dei vizi pensano a cantare ai no. Però che gli aggiungere, che uno nipote mio, dall'Edu, non fa chi a parte di sostenore di Rimonno e Luca, che è il minore. Però che noi si decantaiate sul Silleris. Quindi Cannesti è rientrato in Sardegna, il suo assessore ha presentato tutto quanto queste cartas che devono porre in discussione. Questo risaliti a 1987. Geo
assumesse de lampatas del 77 sempre, io risito che è stata approvata la proposta che ha fatto l'assessore a suo lavoro. Partenza a novembre. Quindi siamo partiti in Kimbe. Ma momento quando siamo arrivati all'aeroporto di Buenos Aires, che baiata 3 macchine a piccare a noi. Oltre a essere in Kimbe, ma giochiamo su, guarda lì scatta una con su costume e una cosa no. E quindi non campicato a saída che staglianisso a Vittoria, siamo andati a Vittoria, che loro vivevano tutti, ma Bustiano Manno però ti abitai a Beccarra, ma Beccarra attaccata a Vittoria, quindi si stradone separaiata a via. Noi siamo stati 80-70 dischi, poi siamo andati a Mar del Plata. Mar del Plata vai a dominare Bustiano Manno, come in Bilaia pure compare Perito della Schina. In Iepi siamo stati bene e così via, e siamo mancati 2 chiediesi. Lasciamo scusto su 2001. Noi abbiamo fatto una richiesta a sa regione e potremo andare a cantare in circolo de Sardos. E noi non hanno approvato un buon contributo. Questo inari Italy spendere a piagare nostro, o in Italia o estero, ove che iterus. Quindi abbiamo preferito l'Argentina. Quindi la seconda volta sono mancati Antonio Ruglio, Bustiano Manno, compare Preto, Virgilio Chirra, e quindi è rimasto solamente Battore Sanna e via. Siamo mancati sempre, insomma, dei chiediesi, ma è stata una cosa veramente grandiosa, troppo bello veramente. Quindi, io concludo, mi ha fatto piacere, se permetti, ti posso dare del tu, io ne conto 93. E non è stato nulla facile applicare questa parola. Però mi piaciata a voi spiegare. Le faccio i complimenti per la sua venuta a vivere. Perché lei è oriundo di Pitti, e quindi è una
cosa che non fa che piacere a tutti, a conoscere, sa sente che sti stata in tainoche, ma non pro isse, ma pro suo babbo, pro suo mannetto, insomma. E tutto questo è un orgoglio veramente, e io penso questa cosa alla nave. Grazie, è stato per voi. Grazie mille. Molto piacere. Io voglio soltanto per finire ringraziarti di queste parole, di queste storie che hai raccontato, che sono sentite di cuore, e colgo l'occasione anche per ringraziare la Regione Sardegna, la Federazione Sarda Argentina e ognuno degli 8 circoli sardi che ci sono in Argentina. Voi sapete che l'Argentina è uno dei paesi in cui ci sono più circoli dei sardi sparsi per il mondo. Quindi, per concludere questa bellissima serata, io ho una frase molto corta che la dice sempre Giuseppina Carzetta, Josefina: il sangue non è acqua. Sardo, però. E credo che oggi abbiamo con questa manifestazione dimostrato che questo è veramente così. L'affetto e la vicinanza che abbiamo noi vittesi, discendenti di vittesi, figli, nipoti, pronipoti e sardi in Argentina è sempre più grande, che le associazioni dei sardi continuano ad essere presenti non solo in Argentina ma in tutto il mondo, e che siamo sempre, che lavoriamo per diffondere Vitti, per diffondere la Sardegna, e che niente, che vi aspettiamo in Argentina. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie. Io non posso dire. Sì, vedi. Grazie a tutti, grazie. Bene, BCTV vi saluta, sente Vistichesa, sente Sarda, chi deve ascoltarne, e viene da sente in Argentina. Un caro saluto da BCTV, che ha sempre di stare attento a questo evento, quindi ascoltate e vedete BCTV che questa cosa solo BCTV la sa. A me sorridere a tutto canto e buona fortuna e buona salute a tutti. Adios.